Carlo De Poi, possiamo dire che l'isola che non c'è è diventata l'isola che non c'era? Quasi, perché non è finito. E quindi abbiamo cominciato a costruirla, questo sì. E siamo arrivati anche a un buon punto e grazie a tante persone, tante associazioni, tante compagnie, gruppi teatrali, musicali che ci hanno regalato i loro lavori per la raccolta fondi e al Comune di Vittorio Veneto che ha messo il suo contributo consistente, e quindi sì, in qualche modo siamo a metà strada, ecco, abbondante dai. Guglielmo Scarabel, che ruolo ha avuto la consulta di cui lei è presidente in questo grandioso restauro? Un ruolo di primaria importanza, ha lanciato l'idea iniziale era della consulta, poi ha portato avanti tutto il lavoro di preparazione, di pubblicizzazione, tutto quanto quello che il Comune, appoggiati anche dai tecnici del Comune naturalmente, sì, siamo sempre stati appoggiati dal Comune perché l'idea, cioè, è stata una sinergia del lavoro, insomma, tra pubblico e privato. Il Palafender per più di metà è costruito con risorse dei privati, è però un bene pubblico, è un bene del Comune e sarà usufruibile per tutti i cittadini e non solo. Tra le varie opere che in questi anni ha potuto inaugurare e fare, possiamo dire che questa è quella che lei ne inorgoglisce di più? Beh, possiamo dirlo perché, come ho detto prima, questa è un'opera che nasce per volontà dei cittadini in collaborazione con il Comune, è un progetto che parte addirittura dagli anni 90, con molta fatica ma con determinazione è stata portata avanti da chi in quest'opera crede e che oggi sta presentando, soprattutto la consulta per l'associazionismo culturale vittoriese assieme all'associazione Palafender. Il Comune e la nostra amministrazione ci ha creduto, tant'è vero che ha stanziato dei fondi in modo che questa sia sentita ancora di più come la casa di tutti i vittoriesi.